Pisano che tenta di allargarsi, lo insegue Marchisio che va giù, ancora Pisano, il passaggio per Biondini, spinta alle spalle a Chiellini, intervento arbitrale, calcio di punizione per il Cagliari. 30 minuti di gioco, riceve Nenè, va il tiro di destro, gol! Fenomenale a Santeria, un tiro col destro che si è infilato ad ammazzare il Ragni, una famiglia di Ragni scomposta nel 7 del palo di Buffon, un gol strepitoso, un gol da favola del brasiliano, ha controllato, ha picchiato il pallone, lo ha mandato a carezzare il palo, che innamorato di lui lo ha lasciato passare nel 7 dove si è infilato e ha realizzato il gol del vantaggio tra l'incredulità generale, un gol strepitoso di Miguel Anderson da Silva. Nenè, 43 minuti e mezzo, 1,5 alla fine, la palla che arriva a Matri, può andare l'1 contro 1 contro Cannavaro in posizione centrale, Matri, si libera il Cannavaro davanti al portiere, Matri, tutti a casa, è finito lo spettacolo, tutti a casa, 2-0, gol di Matri, il contropiede, mette a segno il suo sesto gol consecutivo, punisce la vecchia signora e mette a tacere il risultato, realizza il gol del 2-0 battendo il portiere Buffon in uscita. 50° minuto, game over, è finita, il Cagliari ha battuto la Juventus per 2-0, il gol strepitoso di Nenè, il contropiede di Matri per segnare ancora una volta un'ennesima vicenda storica di questo Cagliari che 10 anni dopo Berretta, il giocatore Daniele Berretta che aveva realizzato il gol partita ai tempi di Ventura, mette a segno dopo un decennio una vittoria pesantissima, 2-0 sulla Juventus. Si è sofferto fino alla fine perché la Juventus non ci stava chiaramente a perdere, ma il contropiede di Matri ha punito la vecchia signora, ha messo in mostra le smagliature, tutti a casa, anche quelli che non erano venuti a tifare rossoblù, perché qui gioca solamente il Cagliari.